Ciao a tutti, io sono Alessandro Azzini e voi siete su Sardinian Warrior, il canale dedicato al combattimento e alla ricostruzione storica. Praticamente oggi vi vorrei parlare dell'ultimo sviluppo in termini di scudi da me realizzati. Io sono quasi un decennio ormai che costruisco scudi. Li ho costruiti di tutti i tipi, da scudi medievali a scudi romani, scudi da ausiliari, scudi da legionari, di ogni tipo. Praticamente questa esperienza mi è stata utile perché poi mi sono ritrovato abbastanza precocemente in realtà a costruire scudi nuragici, e man mano che scoprivo le varie tecniche di costruzione per gli scudi, diciamo quelli più famosi, romani, medievali, allora incominciavo a farmi le mie idee, le mie ipotesi personali su come potessero essere realizzati questi nuragici, quindi di questa particolare cultura che ha abitato la Sardegna tra l'età del bronzo e il primo ferro, per poi essere, insomma, non dico soppiantata, ma comunque entrare in contatto con fenici, cartaginesi, romani, eccetera eccetera. E insomma abbiamo questo tipo di oggetto che è lo scudo. Lo scudo nuragico è assolutamente peculiare, non si trovano paragoni assolutamente identici in nessun'altra cultura del mondo. Qualcosa di più o meno somigliante, ad esempio gli scudi, diciamo così, si osservano anche in altre culture germaniche di qualche millennio successive, diciamo di 2000 anni più o meno successive. Secondo me sono delle somiglianze legate alla forma. Questo ad esempio è uno scudo di periodo, diciamo, quello che gli inglesi chiamano migration era, cioè il periodo delle migrazioni, quindi Visigoti, Goti, Vandali, eccetera eccetera. In Sardegna in particolare abbiamo avuto i Vandali, una cosa abbastanza anche divertente perché definire qualcuno vandalo è la classica, diciamo, modo per dire che è una persona che distrugge, che fa. Questi qui sono arrivati in Sardegna, una cosa abbastanza simpatica, devo dire. Comunque, lo scudo di periodo, diciamo, tra la fine dell'impero romano e il periodo bizantino in Sardegna era realizzato in questo modo. È uno scudo circolare, piatto, a volte è un po' concavo o convesso a seconda di come lo si stia guardando, però è uno scudo interessante perché è circolare, non esageratamente grande, mentre quelli di fine impero erano molto grandi e anche quelli vichinghi, devo dire, erano abbastanza grandi, anche 80-90 cm di diametro, se non a volte addirittura un metro. E insomma, invece questo tipo di scudo è piccolo, ha un umbone che assume delle forme particolari, quindi conico, a volte appuntito, a volte con un bottoncino in cima, che è veramente somigliante come costruzione allo scudo nuragico. Anche questo piatto, un buon conico, eccetera eccetera. Il tipo di dettagli poi sul lato interno, una maniglia, che in caso in cui lo scudo venga anche rotto contribuisce a tenere il tutto. Praticamente tutta una serie di chiodi per tenere la struttura e l'umbone. Questa è niente meno che la struttura che poi osserviamo negli scudi nuragici. Abbiamo lo scudo con la maniglia centrale, è più corta rispetto agli scudi del periodo delle migrazioni perché probabilmente o forse avevano una diversa costruzione nella struttura intera dello scudo, per cui non era necessario forse avere una maniglia così lunga, anche se devo dire che i primi scudi realizzati in ambito rievocativo, anche per quelli nuragici avevamo pensato a delle maniglie molto lunghe perché alcuni bronzetti sembrano avere delle maniglie molto lunghe. Nella realtà poi si è visto che gli scudi, ad esempio quelli da Monteprama, delle maniglie assolutamente piccole, e infatti sono state realizzate in questo modo, due chiodi, un po' come si vede in alcuni manici in bronzo che andavano a infilarsi in questo modo nel legno, e come potete vedere la protezione per il braccio, che in questo caso, come ipotesi mia personale, ho realizzato in lamine metalliche, perché
mi sembra plausibile immaginare che queste lamine, 1, 2, a volte sono 8, a volte sono 7, mi sono messo proprio a contarmi. Mi sembra strano pensare che fossero realizzate in cuoio, pensare che fossero realizzate in materiale imbottito. Penso che proprio per il fatto che fossero così poche e solo utilizzate in questa zona e tra l'altro lavorate con sottili segmenti sovrapposte, queste sono tutte le caratteristiche tipiche per realizzare una protezione in metallo, che sia un'armatura, che sia un pezzo di scudo, è sempre lo stesso concetto, perché sommandosi tra di loro aumenta lo spessore, perché il metallo lavorato in striscia è più facile da lavorare piuttosto che farne una grande placca, perché sono tutta una serie di motivazioni dietro. Il fatto che i chiodi, potete vedere, sono nel punto esatto tra la placca e queste strisce. Quindi non messi lì a caso, ma probabilmente per tenere questa struttura attaccata alla superficie io ho pensato in legno, perché se sono presenti i chiodi è presente il legno. Potete anche vedere il perché ho pensato a una realizzazione in bronzo o quello che è, perché dietro vi è il braccio. E quindi se dovesse arrivare una freccia, diciamo in questa zona, la freccia arriva e colpisce la placca e lo sfonda. Dietro c'è il mio braccio, quindi è plausibile pensare che i nuragici avessero voluto irrobustire in particolare la parte più a rischio per il loro braccio. L'umbone è conico, poteva anche essere in cuoio o in legno o in altri materiali, però la sua forma conica permette di, diciamo, deflettere le frecce, no? La superficie orizzontale invece è assolutamente perpendicolare e quindi offre una maggior diciamo resistenza e quindi anche la possibilità di essere perforata, mentre qualcosa che deflette non deve preoccuparsi più di tanto di essere resistente. Poi del perché l'umbone sia conico ne abbiamo parlato anche in altri video, presumibilmente, almeno a mio parere, una motivazione è questa, cioè per deflettere gli oggetti in arrivo, ma anche per bloccare ad esempio i colpi. Il fatto che lo scudo sia circolare infatti permette talvolta ai colpi di scivolare sopra e sotto. Se invece è presente l'umbone e più l'umbone è appuntito, potete vedere che dando un colpo si va a bloccare sull'umbone. E questo è il motivo per cui vi ho detto che presumibilmente gli scudi tondi, che siano nuragici, che siano vandali, che siano dei visigoti, eccetera, hanno questi umboni a punta del periodo delle migrazioni, proprio perché probabilmente lo scudo circolare ha la stessa dinamica fisica di come veniva utilizzato. Quindi i colpi portati sono più o meno somiglianti e quindi anche lo scudo deve reagire in un certo modo e quindi lo dotavano con particolari accorgimenti. Non mi sembra una cosa casuale il fatto che gli scudi tondi sono presenti nei nuragici, sono presenti nel periodo miceneo, più o meno tondi, a volte quasi a mezzaluna. E tutti presentano degli umboni appuntiti o talvolta anche con bottoncino, cosa che poi riscontriamo in periodo alto medievale con gli scudi del periodo delle migrazioni, quindi questi scudi circolari. Ma la cosa veramente interessante che ci permette di capire come fossero fatti questi scudi è un dettaglio che nel guerriero esposto al Museo Pigorini di Roma io ho potuto osservare da distanza veramente insignificante. E guardandolo di persona, che non è come guardare un bronzetto in una foto, si notano i chiodi e si notano dei dettagli sui lati. Questi dettagli mi hanno permesso di capire che lo scudo non è realizzato come hanno disegnato dei illustratori appassionati, eccetera, con due grandi placche. Andando poi a sostenere che la placca di sotto serviva a bilanciare lo scudo e a tenerlo così. Stupidaggini.
Lo scudo in realtà è formato non da 2 placche, da 3 o addirittura da 4 placche. 1, 2, 3 e 4. Quindi la posizione dei chiodi non è casuale, ma è messa in relazione a dove sono le congiunzioni tra le placche. E ipotizzando che le placche siano o 3 o 4, nel senso che 1, 2, 3 e questa è un'unica grande placca che sta sotto tutto, oppure che siano 4 placche distinte, comunque ci fa capire che 1 la struttura era in legno, 2 volevano in qualche modo irrobustire questa struttura con un materiale grosso, resistente, spesso, che però non poteva essere usato per ampie porzioni. Probabilmente, ed è lecito pensarlo, poteva anche essere placche metalliche. Non pensiamo solo a delle placche in cuoio. A questo punto, vista la limitatezza di come venivano utilizzate queste placche, è presumibile pensare che potessero anche essere in metallo. Come questa protezione che fino a pochi anni fa, alcuni ancora le realizzano in cuoio, veniva realizzata in cuoio ma per un semplice motivo: non sono stati ritrovati reperti, non sappiamo come erano realizzati gli scudi, si inizia con un'ipotesi la più plausibile e si va man mano avanti nel tempo cercando di capire le varie costruzioni, come erano realizzati e insomma cercando alla fine di portare delle prove relative alla ricostruzione a sostegno di questa ipotesi, perché probabilmente col tempo è sembrata la più plausibile. Questo è tutto, spero che il video vi sia piaciuto. Se vi è interessato o vi è risultato in qualche modo utile, spero che in generale possiate ritornare su questo canale e vedere magari ulteriori video. Un caro saluto e a presto. Ciao!